la nostra idea è quella di costituire una grande banca di sangue di pazienti che si sono ammalati e sono guariti. Loro in teoria hanno gli anticorpi, a noi serve quel plasma con gli anticorpi perché diventa la cura, se dopo tutto sarà confermato, però noi non possiamo permetterci di avere la conferma, girarci indietro e non aver più il magazzino. Una grande banca del sangue dei guariti da Covid-19, questo è un nuovo obiettivo della Regione del Veneto. Da quel sangue, o meglio dagli anticorpi in esso contenuti, potrebbe infatti arrivare la cura. Abbiamo avuto 3.600 persone in ospedale, erano tutte malate di coronavirus, potenzialmente abbiamo 3.600 persone che potrebbero dare una mano alla comunità. L'altro capitolo riguarda l'emergenza economica. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, spera in un ulteriore allentamento allo stop. Infine, il governatore ha puntato i riflettori sul disagio vissuto dagli studenti universitari. I ragazzi vivono un'autentica tragedia, molti mi scrivono, anch'io sono stato studente lavoratore in appartamento e ci appesa pagare un affitto peraltro per una struttura che non utilizzi perché da 3 mesi non stanno utilizzando. Direi padroni di casa di mettersi una mano nella coscienza, cioè cos'è guerra se guerra per tutti, no? Si dice in Veneto. Non è che... Questo è un appello che faccio ai padroni di casa, senza che si offendano. 2, spero che il governo preveda, e sarebbe un bel atto di sensibilità nei confronti di questi ragazzi, preveda una norma, l'ho già detto, che preveda una norma di ristoro